Ciao a tutti, Virus101 vi dà il bentornati e benvenuti sul canale di Virus101. Questa sera stiamo giocando a Remnant from the Ashes, un gioco che come da titolo una bronza coperta non si sa, vedremo cosa sarà. Allora, tanti ne parlano bene, ho visto molte recensioni positive, alcune mini videoguide, chiamiamole così, e quindi niente, sembrerebbe che sia un bel titolo interessante da giocare. Ho detto, vabbè, l'ho preso in offerta su Steam un po' di tempo fa, infatti parlavamo del famoso gioco misterioso, ed eccolo qui, un looter shooter pronto all'uso. Ok, confermiamo subito il personaggio, l'ho appena creato, quindi non ho proprio altri personaggi, ne ho fatto uno prima al volo ma poi l'ho cancellato e via, giusto per prendere un paio di screenshot e fare la thumbnail. E, come si diceva nel titolo, una bronza coperta, perché è un modo di dire tipicamente veneto, dove si identifica questa cosa tipo una brace nascosta, quindi questa piccola cosa potente che può rivelarsi un bel fuoco se alimentato correttamente. Quindi dove lo alimentiamo? Beh, lo alimentiamo semplicemente giocandoci. Quindi l'ho preso, ho detto vabbè, cominciamo e andiamo ad iniziare la partita. Quindi premiamo play e andiamo a vedere cosa succederà. Io ho già fatto un attimo la parte iniziale, vi lascio guardare. Ci sono anche i sottotitoli, quindi posso un po' parlare sopra. Ecco, decisamente la versione inglese è migliore di quella italiana. In search of an end to the beasts that have hunted us for generations. An end was found, or so we thought, when the dragon rose into the sky like a phoenix, sì, vabbè, blazing in flames of agony. Ok, quindi ci sono questi che hanno dei problemi con un dragone che si è risvegliato dalle ceneri. Penso stiano parlando tutte di metafore. The unshakable dread that something had twisted and turned. Ok, dopo vi dico. Storm swirls round the dragon's tower like a shroud. The dragon may be dead, but in its ashes, I fear something else has awoken. Ok, deve essere successo un casino e adesso stiamo ancora pagandone le conseguenze. Learn what became of our warrior. Face what lurks within. Una simpatica onda. Alla faccia. Game over. Dopo una roba del genere sei morto stecco e secchito. Another shall take its place. So long as we have breath. Soprattutto con quel pezzo di metallo che è lì dietro. Ma si vede che era una spada fatta di foam. Qualcosa da cosplay o qualcosa del genere. No, non credo, dai. Comunque qui andiamo ad iniziare. Questo è il tutorial iniziale. E giusto, visto che parlavamo di tutorial e di come ci introducono ai giochi, datemi un secondo che sistemo una cosa sulla fotocamera. Vedo che tagliamo un po' quel pezzo di scatolame che si intravede là dietro, dai. Ok. Il tasto di default per abbassarvi non è Control, dovete impostarlo, è Alt, quindi sappiate che dovete impostarlo, e funziona a toggle, quindi lo premete e via. Ok. Devo dire che tutto sommato il tutorial non è stato fatto male, bla bla bla. Sì, ok, adesso ci spiegano che ci sono degli item che possiamo consumare e che quindi fanno alcune cose. Per esempio questo, il gioco ci insegna già subito che è quello che ci serve per recuperare la vita qualora avessimo pochi punti ferita. Poi il resto dei comandi sono abbastanza standard: WASD, Shift per eseguire lo sprint, spazio per i dodge. Dovrò un po' abituarmi perché non sono molto abituato con lo spazio col dodge sullo spazio. Sono abituato con lo Shift. Molto easy.
il personaggio esegue automaticamente gli attacchi, quindi mi basta semplicemente cliccare. No, non cambia niente se spremo a destra o a sinistra. Questa cosa già non mi piace, ma vabbè, preferenze personali. Ok, non riesco a interrompere l'azione premendo spazio. E tenendo premuto abbiamo l'attacco potente. Ok, ci sta. Rolly poly. Ed se posso anche premere spazio, ma se ho l'animazione di attacco in corso non viene interrotta, quindi bisogna prendere un po' il timing con i comandi. Molto 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 dolore, questo mi ha proprio fatto male. Moriamo nel tutorial. Non è bello. Non è proprio per niente bello morire nel tutorial. Oh, mi si disconnesse la chat. Ok, allora tra un attimo mi riconnetto anche alla chat. Abbiate pazienza un secondo. Che cavolo sta combinando la cabina di regia di YouTube? Sempre peggio, sempre peggio. Ah, ma non mi mette in pausa. Buono a sapersi. Ah, ho skippato completamente tutta la parte successiva morendo lì. Buono sapersi anche questo. Ciao Andrea, buonasera, buonasera. Praticamente non avrei dovuto morire in quella fase, per il gioco non era concepito il fatto che noi dovevamo morire, ma la mia morte ha triggerato la parte seguente. Quindi se volete skippare questa parte di tutorial può essere una cosa buona. Whoa, take it slow. You got hurt real bad. Sì, davvero? Start bleeding again, do you? Sì, un soul-like assolutamente. Ciao I Wallace. wanted to see you. I asked the commander if I could. Oh, Commander Ford. She's in charge. Oh, Commander Ford and Mr. Wriggler found you outside. They Ok, quindi They said Mark wasn't coming back. Was never mind. ok, quindi forse era qualcuno di importante per Commander questo said you should ragazzo. come see her when you woke up. She's in the room down the hall. Ok, She'll find a place for you. Everyone's got a place. ok. I'll see you later. Ciao amico, ci vediamo dopo. Quindi sì, fondamentalmente abbiamo skippato praticamente tutto il tutorial semplicemente morendo. Va bene. Ah, rig è right. Sì. Oh, alla faccia. No, 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 non fa per me leggere tutta sta roba, assolutamente. Poi magari c'è anche qualcosa di interessante scritto lì sopra, ma noi non lo sappiamo. E quindi iniziamo l'esplorazione di sto posto dove siamo arrivati. Ovviamente che prendiamo le scale di là o di qua non cambia assolutamente nulla. Dobbiamo sempre scendere per di qua. Sì, tanto. Ok, 2 percorsi per arrivare allo stesso punto. Poor Wallace, losing Mark like that. Well, as rude as she may be, I've seen McCabe do some amazing things when it comes to weapons. Ok, quindi c'è qualcuno che gestisce le armi. Oh, sorry. I Sleep is a told luxury Mark at not this to go point. out there. His brother needs him. Ah, era suo It fratello. should have been me out there, not Mark. Ok, quindi sono tutti tristi perché c'era un tizio nel coso. Allora, nel Soul Lights non c'è la pausa, probabilmente invece era previsto che lì morivi tranquillamente. Sul Lights tutorial non esiste, in generale è fatto così. Ah, ok, grazie, non sapevo questa cosa della pausa e adesso l'ho imparata. Comunque sì, ti confermo che c'era un'altra parte nel tutorial dove dovevamo morire, quindi si vede che appunto la morte del personaggio ha triggerato il punto, il passaggio successivo. Era proprio il trigger usato dall'editor del gioco per... Not a soul hero ain't hurting with folk they've lost. Ok, qui già parlano di Soul, quindi che sia un vago rifornimento? No, non lo so. Ok, con lui non ci posso parlare. I got my eye on you. Don't try nothing.
Ford keeps us in the dark. Don't try nothing è strano perché è una doppia negazione che di solito in inglese non si usa. Our greatest strength is one another. Ok, ho una minimappa là in alto. Ah, e non posso mettere in pausa perché probabilmente, essendo che il gioco consente anche il multiplayer, posso essere invaso mentre gioco da altri giocatori che sono o nella lista amici o giocatori online, come prima avete visto selezionato la modalità della partita offline. Probabilmente per quello non posso mettere mai in pausa, o comunque per un senso di difficoltà del gioco. Però ci sta, dai, ci sta. Nulla da dire. Barra della staminchia là sotto, barra della vita, ok. Esploriamo un po' sta base, lì probabilmente c'è un venditore di A hell cure. of a time to visit the ward, friend. Hey, friend. The actor's just through that door and down the stairs. Keep Ok, your wits about you. ok, grazie amico. Allora, sì, dai, è bello. Per il momento niente da dire. Ma tanto morirai tante volte, sì. Assolutamente. E l'ho messo in modalità normale comunque, quindi è là. È un gioco del 2019, le grafiche non sono malaccio, devo dire sono anche abbastanza interessanti, quindi oh yeah. Ok, c'è qualcosa di radioattivo qua. What? Where the hell did you come from? Cucù. You nearly scared the life out of me. No one else wandering around down here. You're not Okay. from around here, are you? No. Name's Ace. Ace Cotterill? You? Is that right? Well, you found it. Starting that relic could mean trouble, though. So, you ever start a reactor? La risposta alla Jeremy Clarkson. How hard could it be? Quanto può essere difficile? No, andiamo per la strada tranquilla, Well, no. it makes a lot of noise, for starters. Lucky for you, it's just the press of a button on the terminal above us. Ok. Would have done it myself, but without knowing Manteniamo un what was profilo sniffing basso. around. With the two of us, though, maybe we got a chance. Oddio, no, non datemi già il companion. You go upstairs and start the reactor. I'll help you kill whatever comes our way. Vabbè, You probably need a weapon, huh? sì. Let's see if I can find you something. Ok, allora qui iniziamo a scegliere che tipo di personaggio vogliamo fare. Allora, dove prendiamo? Partiamo dal cacciatore, specializzato nel long range precision based combat, armato con un fucile ad ultra precisione da caccia, Reaper Pistol e Scrap Sword. The Hunter Excel. Fateli un po' più scuri sti pannelli che si legge male sotto se mettete bianco su bianco. Excel, talking targets before the their mod Hunter. Non lo so, non mi interessa più di tanto. Mid range combat, sì, può starci. Support, armed with a powerful coach gun, che non so cosa sia. Sturdy repeater pistol, ok. Deadly shrap hatchet. Mid range boost damage, ok. Their mood mines. Casts an area effect heal that gradually restores health for all teammates. Ah, interessante. Quindi probabilmente siamo tipo un battle priest e potrebbe essere interessante la cosa. Close range, ok. Shotgun, repeater, scrap hammer, bla bla bla. Hot shot imbues the ammunition with a fire, giving the chance to set enemies on a flame. No, preferisco potermi curare e fare qualcosa del genere. Quindi scegliamo questo. Get up there and start the Me lo fanno loro il profilo basso. Sì. Ok, allora adesso abbiamo una repeater pistol, un coach gun. Ah, ok, 1, 2, 3, non cambio le armi, ma semplicemente con X. Allora, right mouse button, aim your gun, ok. E con questa sparo. Ok, per il melee attack. Ah, ok, ho appena trovato l'inventario con il tasto C, character, sì, ci può stare. Ok, bene. Dove dobbiamo andare? Initialize terminal above the reactor. Hey, you gonna start the reactor or what? Boh, vedo
Boh, proviamo ad andare di qua, vediamo cosa succede. Sì, c'è una luce rossa, molto probabilmente devo andare qua a premere a push the button. Eccolo qua. Ah, simpatica questa interfaccia, vi ricorda ovviamente qualcosa. No, non mi interessa, andiamo avanti. La Cetta non è male, per il momento si difende bene. Ma io vorrei sparare. Ah, ok, ecco come si spara. Interessante capirlo ora. Questa era la pistola. Proviamo l'altro fucile. Wow, interessante questo fucile. Ok, non ho lo zoom. Ok, raccolgo con E. Sì. Ovviamente sono i mostri iniziali, quindi non penso siano molto difficili da affrontare. Ok. Long gun ammo. Ah, probabilmente suddividono. Beh, il mini boss sto qua. Ah, mi pareva di aver letto qualcosa del genere sulle armi che hanno proiettili a distanza, proiettili a medio o lungo raggio, quindi non dovete rompervi i maroni con i calibri o cose così. Ok. Ok, tipico dei Souls che non spiegano una beata minchia, assolutamente sì. Ma è bello imparare giocando a volte, Le animazioni facciali non sono fatte malissimo. Beh, cosa vi lamentate? Erano 4 sarchiaponi sti cosi qua. Non erano difficili. There. That should do it. Ok, non ho capito perché ho dovuto attivare quel reattore, ma boh. Ford made the right choice sending you down here. O forse aveva bisogno lei di attivarlo, mi hanno mandato qua. Come visit my shop sometime. La mia inabilità a seguire le I'll make sure to quest. give you the good in a fight discount. Ok, devo tornare da Commander Ford, va bene. C'è qualcosa che posso recuperare qua? No. Ok. Ok, allora torniamo giù velocemente, dai. Ok. Devo fare prendere un po' di confidenza con i comandi. Questi giochi richiedono un po' di learning. Ma ci sta. Qui c'è qualcosa che... sono già in modalità looting, ma vabbè. Sì, assolutamente d'accordo con te, Andrea. Li giochi in due modi, rush e avanti e chi se ne frega di cosa dicono, oppure ti godi la storia, ti fai un po' i tuoi momenti e le varie cose. Allora, vediamo, andiamo... Oh, siamo al World 13, B2. Cosa c'è lì dietro? È rosso, probabilmente non posso aprirlo. B close. Che strano comando. C'era una cosa da fare perché al Ward 13
Sì. Allora, datemi un attimo di cose, perché ci sono un paio di cosette da fare adesso qua dentro. Questa è l'unica cosa che ho guardato in anticipo di questo gioco, sui consigli su come procedere. Ok, ci sono queste due stanze da visitare, perché c'è dell'equipaggiamento da recuperare assolutamente qua intorno. Devo recuperare uno di questi fusibili da mettere qua. Non mi ricordo molto bene dove devo andare, ma andiamo a vedere cosa, come, dove e perché. Le scorciatoie che sbloccherò. Speriamo. Speriamo. Allora, da L... ok. Sure it's good to have some light around here. Scusatemi, recupero la tazza. Sono un po' You're risking stanco a lot stasera. for folks you don't know, stranger. Facciamo un po' i fighi. You're trying to get yourself to that little island, yeah? Word moves fast when there ain't many words left around here. Listen, friend, I know you don't know me from a can of paint, but I want to help. You got a feeling of destiny about you. You gonna save Ok, the solita world. menata. Dovete diventare fighi a salvare il mondo. Vabbè, ci proveremo. Here, I want you to have this. Not many people can keep their spirits out there in the world. An old friend told me this little bauble could keep even death at bay. At least for a while. And if you're looking to buy other treasures for your travels, come see me. Ok, quindi abbiamo sbloccato un Ace has got our vendor. own space over Ci sta. Ci sta. Between us, we got all sorts of treasures. But that stone there, free of charge. Vabbè, il primo item gratis per capire come funzionano le cose. Grazie One dell'aiuto. more thing. Ellen, Commander Ford, she knows more about that island than she lets. Ask her about the founder of Ward 13. She'll get... Ok. You picked a hell of a time to... Oh, adesso ci danno un'informazione. Che informazione ci danno? Allora, the Dragon Heart can be used to replenish lost health. Quindi è un item per curarsi. Ci sono un numero limitato di usi. Ah, ok. Ha un numero limitato di usi. Dragon Heart changes and replenish after starting. Ah, ok. Allora, le cariche del cuore di drago si ricaricano dopo aver... Sì, vabbè. Questo item si rigenera dopo che abbiamo riposato un checkpoint o quando siamo morti. Premere Q per usare il cuore di drago. Ok. Eccolo qua. Buono, abbiamo già usato una carica, mi ha recuperato un bel po' di vita e direi che ci stiamo. Ok, oh, si sono accese delle luci, quindi qui probabilmente... Se vedo delle armature, quindi questo sarà lo shop delle armature o il workshop delle armature, ok. E dove devo andare non ne ho la più pallida idea. Da di là siamo arrivati, non so se devo andare a visitare ancora qualcosa qua intorno. C'è un bottone? Ok. Questo è un computer che non vuole avere a che fare con me. Sì, c'è la minimappa. Le mitiche fiaschette che si ricaricano a falò tipico dei Souls. Sì, esattamente, perché ovviamente anche questo gioco strizza molto l'occhio ai giochi Souls-like. Devo dire che Soul River ha proprio sì, Soul River. Gioco meraviglioso dell'epoca, però non è quello di cui sto parlando. Dark Souls ha creato proprio un genere suo di gioco e di gameplay ed è una cosa allucinante che non si vedeva da veramente tanto tempo. E magari ci darò un occhio sul Dark Souls 2 o 3, perché ce l'ho l'1 ma è ingiocabile. Mi devo comprare un gamepad perché su tastiera è praticamente ingiocabile. Io adesso devo trovare un fusibile sparso in giro o parlare con qualcuno, quindi abbiate pietà un attimo che non mi ricordo dov'è il fusibile. Chiedo aiuto a voi ragazzi in regia se qualcuno può darmi un'indicazione su dove cavolaccio
è il fusibile che sto cercando, che così poi riesco a recuperarmi quello che devo recuperare e muovermi oltre. Intanto vado avanti con la ricerca perché ho delle ventole da spegnere, degli item che voglio recuperare prima di partire. Quindi andiamo magari a livello B2. Cominciamo l'esplorazione. Quindi per il momento per il momento ce la giochiamo in modalità relax, poi magari vedremo le cose un po' più fighe. Eccolo qua. Ok, allora a B2 posso accedere solo se metto questa tessera e probabilmente non so dove avere Demon Souls che hanno iniziato solo col gamepad riesci se non sì. Il primo Dark Souls è solo gamepad. Ho provato a giocarlo da tastiera, no, i controlli sono assolutamente orrendi. E io purtroppo col gamepad faccio schifo, quindi probabilmente passerò e ripartirò da Dark Souls 2 o qualcosa del genere, se mai avrò tempo di fare questa cosa. Ok, anche qua è chiuso. Ok, allora vabbè, proviamo ad andare avanti un po' con la storia e torniamo a Commander Ford. Qui non posso fare ancora assolutamente una cippa di niente perché, vedete, non ho nessun item da usare. Eccole qua, consumabili, quest items, bla bla bla, buono. Quindi qui abbiamo questo, qui abbiamo questo, qui abbiamo questo. E sì, esiste anche una mappa, quindi evviva. Probabilmente niente, devo tornare proprio molto più indietro. Quindi già abbiamo investito quasi mezz'ora di tempo in girare in giro e devo scoprire dove cacchio sta. Allora, no, forse in un armadietto qui? O forse qua sopra. Vabbè, andiamo avanti un po' col discorso, poi eventualmente mal che vada lo ricomincio a parte. Allora, comunque il 2 e 3 non sono facili, visto che ti viene un'abitazione un po' più fantascientifico, ti consiglio Surge 1 e 2 che sono più accessibili. Non li ho giocati, ma grazie del consiglio magari mi faccio un paio di ricerche un po' più nello specifico e vediamo cosa viene fuori. No. Less may turn up. Ok, se mi mettevano magari il nome sopra non mi faceva schifo. Good to see a new face around here. Why don't you go talk to Ellen? She'll want to thank you herself. Non penso sia lei. Been a while since I was in a fight like that. Ok, no, non penso sia lei. Quindi andiamo avanti a cercare Ellen. Dove minchia sta Ellen? Non lo so. Ok. Super di qua? No, da di qua siamo arrivati. Quelli non mi sembrano Ellen. Di qua? Sei tu Ellen? Half expected my stuff to be gone when the power came back on. I never caught her. So glad but we're not in the dark I anymore. keep an eye on Ace. Hey, Ford wants Pranks in to the see ward you. go way I up sure when wouldn't she's keep her bored. waiting. Thank you for restoring our power, stranger. Ok, tutti mi parlano di questa Ford, ma dove cacchio sta Ford? Ok, ripartiamo dal reattore? Proviamo? Ah, ok, ottimo, grazie Andrea, sparami là, sì, giusto un paio di video, che così mi faccio anche un po' di mente locale. Intanto volevo procedere con questo, poi magari potremo anche dedicare un po' di tempo ai Souls-like e vedere un po' come sono in generale. E dico, questo gioco è un po' passato in sordina all'epoca, perché se l'avessi... eccoci qua, mi ero mancato questa parte della base, quindi probabilmente devo parlare con Eila. Sì. Eila? So you're the stray Ford was talking about. No. We got plenty of mouths to feed without taking in random. Apparently Okay. taking out a few root is enough for our command. Ok. Ford's gonna give my time to every stray who wanders in. Vabbè, I'm the ok, Cade. siamo I'm the degli engineer. stranieri, ma stray non è stranieri, sono tipo gli stray dei I'm not randagi, some ecco. scrap peddler. Got it? I don't upgrade trash. Ok, quindi qui facciamo gli upgrade, bene. All right then. Let's see what we're dealing with here. This'll help keep you on your feet.
along with anyone else fool enough to join you. That's all you get for now. Get me more components and I'll make more. For a fee. Now Ok. get out of here. I'm tired of your yapping joke. Yeah. Ok, allora. Abbiamo le modifiche per le armi, figo. Press C to... ok, mi è venuto fuori una cosa, dopo vediamo. Some weapon mode activate immediately. Ok. Vabbè, mod attivi o passivi per le armi, perfetto. Ok, quindi premendo X, se abbiamo un mod per un'arma... eccolo qua. Quest'arma ha un mod e possiamo usare per curarci. Vediamo, inventory, materials, no, eccolo qua. Eccolo qua, crea un healing pool, quindi un'area di cura di 2.3 metri che rigenera 10 health per second, last 10 second. Ok. Ok. Sì, devo prendere un po' di confidenza perché è molto console based, quindi se io faccio così... No, com'è che si attiva? Cominciamo a controllare i controlli. Allora, dodge, volt, ok. Crouch, sprint, melee, shoot, aim, scope, switch weapon, alternate fire mode, quindi con F probabilmente. No, non è il cambio armi di Sirius Sam. No, non era neanche quel tasto. Come cazzuola si attiva quel coso? Ok, quello che sia. Vabbè, lo scopriremo molto probabilmente un po' più avanti. Allora, un attimo che... mi sono un po' perso. Ok. Nilok 1-2 che invece è un Diablo-like con meccaniche Souls, tanto loot system ambientato in Giappone. Ok. Ok. No, ho sbagliato strada di nuovo, di qua. Non lo so. Diablo-like. Mia preferenza personale è assolutamente nulla da dire, ma... Ok. Hey, it's good to see you on your feet again. I did what I could to patch you up. Ok, questo tizio che ci ha salvato, un altro vendor, questo cosa fa? Ok, rig. Sword was pretty banged up in the fight. Not much I could do. Ok. The blade was shattered when we found you. Ok, abbiamo già perso la spada che avevamo all'inizio, ovviamente era una lama da cosplay, quindi... As a thanks for getting us out of a bump. Maybe we can put your old blade to good use after all. Ok. Rigs can be upgraded guns. Ok. Ok, qui facciamo l'upgrade di armi e armature in base al fatto che abbiamo questo o quell'altro. Quindi required metal 6 di 4. Possiamo fare un upgrade, quindi facciamo un upgrade al fucile. Ok. Adesso fa un po' più di danni e siamo a posto. Toglimi l'achievement, grazie. Be back. Alright, hey now, that's better. Oh, and take this. It's not the strongest stuff, but more protection than what you've got. Ok, un'armatura nuova, yeah. Sì, ok, grazie Andrea. Dopo magari ne parliamo un attimo su Discord. Every little bit counts out there. Ok, e quindi siamo stati appunto appena introdotti nelle meccaniche di looting. Il loot serve a qualcosa, quindi press C to check your coso. Ok. It's true. We don't have much. You did right by us. If you need any weapon upgrades in the future, I bet Ford will see. Here's hoping. There's not an army of dead. Ok.
Quindi andiamo nel personaggio, come vedete abbiamo la nuova armatura. L'armatura a cosa si divide? Praticamente cappello, testa, corpo, scarpe, amuleto, anello, anello. Ok, dai, ci sta, e ognuno con le sue statistiche e tutto il resto. Quindi abbiamo poca difesa da radiazioni e da morte, no, penso sia veleno o qualcosa del genere, ma abbiamo tanta difesa da blood, ok, fear, fire, eccetera eccetera eccetera. Dopo pian pianino ovviamente queste cose si mescolano l'una sull'altra e cominciano ad avere un senso più andiamo avanti con il discorso. Devo andare a visitare sto Ford, ma sto Ford dove sta? Qua. Sì, penso proprio di sì. Abbiamo trovato Ford. Showing up at our door, surviving a root attack, and then getting our power back. Ah, ecco perché abbiamo attivato il generatore, perché non riuscivano a premere loro un bottone. An unexpected guest, but we're glad for the help. And I see Reggie gave you. Sì. He wouldn't part with an artifact that powerful. I suppose. Very well. Reggie may play the old fool. We can't leave by the gates now, but the founder, my grandfather, he said we should only use it when there's no other choice. Ci hanno dato le chiavi. We are considering you stuck your neck out for us. It seems fitting you do the honor. There's a terminal downstairs in the main room. Eccola qui Use la the key chiave. there. With any luck, we can get the thing running. Don't think. Ok. Key's not worth anything unless it's plugged into that terminal downstairs. Ok. Quindi abbiamo, ecco dov'era la chiave che ci mancava per proseguire. Quindi oro. E come diciamo in Veneto, oro benon. Comunque qui si parla troppo, bisogna spaccare i posteriori e sì, dai, diciamo che l'introduzione è un po' lenta, però è comprensibile come velocità di introduzione. Ho visto cose ben peggiori. Sinceramente devo dire che sì, a parte un po' di questo back and forth, quindi questo avanti e indietro. Ok, c'è un'icona lì che sbrilluccica, dopo scopriremo perché e per come. Ok, tanto andiamo di qua. Forse devo andare sotto, giù. Ciao Nemo, benvenuto alla diretta. Stiamo giocando a Remnant from the Ashes, giusto per aggiornare, looter shooter alla Souls-like. Ok, questo mi ricorda molto Monkey Island. No, non era questa la chiave, forse devo andare su quell'icona rossa che mi hanno dato prima. O ancora più in basso, perché l'icona rossa era sulla mappa precedente, sull'area precedente, scusate. Quindi era su quest'area qua. Vedete che c'è questa icona rossa qua da qualche parte. Forse è questo coso. E forse questa. Sì. Ok, non era la chiave che stavamo cercando, ma vediamo cosa ci dà accesso. Ok. Beh, le animazioni, dai, sono un po' le animazioni, cosa vuoi. Adesso abbiamo attivato una pietra che si è incazzata, la vedo abbastanza ingarugnita, che deve essere, penso, la pietra che mi teleporterà. Ok, se siete qua 200 anni vi bastava girare una chiave. Vabbè, comunque
might be our only Ah, way perché to sono get rimasti outside. blindati qua dentro e non possono You wanna get out uscire of here? in nessun altro This modo. is your shot. My grandfather was the commander before me. They called him. He brought everyone to Ward 13. He was determined to... And one day, there's a room just outside the ward. All his notes, any hint of where he went. If you want to reach the atoll, he may be the last one who knew how Ok, to ma get fai there. magari una side quest o qualcosa di più utile? Mm. Ah, ok. Oddio, cosa mi hanno dato adesso? Consumabili, liquid, escape. Ah, ok. Torniamo al checkpoint. Survivor bag. Ah, ok. Ah, mi hanno sbloccato un po' di skin. Ok. Bella domanda. Cosa potenziamo? Niente, oddio, scusate. Niente, perché non abbiamo nessun punto disponibile. E amen. Allora, io dovrei procedere qua ad andare a questo coso qui, ma devo trovare come scendere là sotto. Gira la chiave all'inverso, boom. Sì, poteva starci. Allora. Io mi sto trovando un po' perso perché so che devo trovare un fusibile per andare a scendere giù, una tessera, una chiave, un qualcosa del genere prima di uscire dal World 13. Però vedete, use checkpoint. Eccolo qua, survival mode is now available, bla bla bla, world settings, close. Ah, eccolo qua, possiamo andare in travel, fast travel to another destination, e qui usciamo e andiamo a scassare crani. Ok. Però io prima di uscire, ragazzi, scusate, devo fare una cosa. Se potete, infatti ve lo chiedo un attimo, aiutarmi a cercare, c'è una cosa che devo fare, devo riuscire ad aprire quelle stanze che abbiamo visto a livello B2, però non riesco a trovare il dove partire. Mi servirebbe una tessera o qualcosa del genere per fare quella cosa, ma eccolo qua, Control Reactor World 13 Research. Quindi boh, forse mi sono perso io qualcosa qui. Ah, ok, per Elite. Io sto insegnando, lo riprenderò a settembre. Ah, ok, ragazzi, sì. Guardate, da un po' mi dispiace anche essere stato un po' così critico su Elite Odyssey, però purtroppo, per quanto abbia anche delle cose carine, sinceramente non è tutto così malaccio quel coso. Il problema è che quelle poche note positive vengono completamente disarcionate. Ti serve il Green Pass. Quella è la tessera, mamma mia, devo andare a farmi spuncionare anche dentro il gioco. È una persecuzione. Comunque vediamo qui se magari avevo mancato di trovare io qualcosa qua in giro da qualche parte, e avanti. Comunque purtroppo sì, sinceramente ci ho provato a equipaggiarmi le armi, a potenziare, a vedere magari di trovare qualche modo. Ok, sì, vabbè, qua non c'è un cazzuolo di niente. Ah, qui, vedo un pannello, vedo qualcosa, c'è qualcosa. No. Allora deve esserci un altro pannello da qualche altra parte. Sono stato pure leggero. Ah, ok.
Beh, io ho dato un attimo le mie impressioni e purtroppo su alcune cose mi sono anche un po' trattenuto, sì, perché dopo c'erano tante poi ovviamente motivazioni e tante considerazioni personali che ovviamente trovano un po' il tempo che trovano, però purtroppo devo essere sincero, Elite Odyssey mi ha lasciato davvero con tanto l'amaro in bocca, non c'è altro da dire. Cosa volete farci, ragazzi? Purtroppo non tutte le ciambelle escono col buco, ma la cosa che mi ha fatto più girare i maroni di quel gioco è come si è comportata Frontier. Non tanto tutti i bug di gioco, tutto quello che sia, ma tutte le scuse che hanno portato e tutti i discorsi, tutta un po' la presa in giro. Sì, esattamente. È un po' difficile magari anche rimettersi lì con l'idea di rigiocarlo in qualche modo, perché è un po' problematica la cosa. Io devo aprire questa porta, mi fate aprire la porta, grazie. Per aprire la porta mi serve un coso che non riesco a trovare, che sta da un'altra parte. Era un mini puzzle che... Sì, se l'avessero rilasciato come early access o qualcosa del genere, senza tante pretese, sarebbe stato meglio. Dai, dov'era quel coso? Ah, Signore Santissimo. Ok, intanto rotoliamo per le scale mentre vado in cerca di quel coso. We did some good down at the reactor. Spirits are way up. Told them I couldn't have done it alone. And that's true. I'm only sorry we didn't find less. Guess we're both gone now. But hey, if you Speriamo find ce good l'abbia scrounge out lei. in the world, bring it by, yeah? And I'll deal you fair. Ok, ok, con lei possiamo commerciare, possiamo comprare per delle cucuzze un po' de ferro. Ok, qui abbiamo i crafting NPC, bla bla bla. Ok, compra, vendi. Ok, e anche qui non c'è sta una cippa di niente. Ah, ragazzi, aiuto davvero. Dove cavolaccio è che si apre quella porta? No, con lui non ci posso ancora parlare. Prendi il coso per cosare la cosa, che vedrai che si apre la cosa. Sì. Hey there, friend. Name's Reginald. If you're looking for a fix to whatever, or if you just want to swap stories, I'm good for that too. Oh, don't sell it short. Man, it's good to see a new face again. Not easy keeping yourself together day to day. Ok, ci ha parlato per mezz'ora, ma sembra non riconoscermi più. Vabbè. You're the hero of the war. Let's see what we got. Vediamo se magari è lui che mi vende qualcosa. Ah, ok. Ci può vendere un po' di questo, un po' di... Pian pianino imparerò i vari power up cosa fanno. Bandage possono essere comode e un po' di vita. Ok. Magari ho saltato una cosa stupida proprio all'inizio. C'è un pannello forse da cui devo recuperare. Non è che devo farla più avanti. Non lo so, non mi ricordo. Mi pareva fosse proprio una cosa da fare proprio all'inizio. E... boh. Forse non ho lottato abbastanza. Mea culpa. Qui c'è un journal. Qui avevo guardato ma no. Allora vedo una luce che si illumina qua. Forse c'è qualcosa da lottare qua che non ho visto. No. Non posso ingottarmi niente qua. Roots still thick as hell. But at least we have a way out, thanks to you. Ok. Ringraziami, fammi sbloccare quella porta.
Vabbè, proviamo a fare la prima missione, vediamo come va a sto punto. Boh. Boh, boh, boh. Sì, dai, sono stato contento del titolo, tutto sommato mi sembra abbastanza azzeccato nel contesto del tutto. I'm not in the mood for chat. Ok, i dialoghi qui li hanno fatti, devo dire, abbastanza bene, perché premo spazio a ripetizione e sono già a posto. Posso lottare qualcosa qua? No, qui non posso fregare niente, niente, boh, vabbè, basta. Amen. Vedremo di fare quella cosa un po' più avanti, magari. Che cosa brutta. Sì, ciao anche a te, amico mio. Vabbè. Vabbè. Magari vi farò rivedere in una prossima diretta dedicata a questo gioco. Non perdiamo tutta la giornata a cercare quella chiave. Le casse si rompono, non lo so. Alcune sì, altre no. Mi sa che qua... Oddio, cosa ho rotto? Ah no, ok, era solo un suono ambientale messo là così. Ok, adesso vediamo di raggiungere sto coso. Non è che c'è un pannello, qualcosa qua che abbiamo sbloccato? Magari qua per terra, no? Sì, le casse si rompono. Ho trovato un sacco di scrap che sono... Boh, penso Skei. E allora forse posso rompere qualcosa e fare strada attraverso sta cosa? Proviamo. Ah, posso sfasciare anche un po' di cose. Non tutto, ma le casse sì. Sì, le casse si sfasciano. Buono. Può essere sì, magari me lo danno nella prima missione, adesso... Boh. Faccio un'ultima corsa veloce e dopo andiamo a fare la prima missione, dai, che anche stasera purtroppo non ho tantissimo tempo. Perché c'era qualcosa qua che si... C'era un boia che mi faceva arrivare qua, ma non mi ricordo dove. Non mi ricordo dove. No, non posso interagire quasi con niente là. Non posso rompere la porta e non ho niente da fraccarci dentro. Vabbè, andiamo a provare a fare la prima missione. C'è una ventola dove potevo interagire. Più indietro allora probabilmente. Più indietro. Mamma mia, che fatica a fare sta cosa. Mi sembrava così facile nella guida, ma me la ricordo vagamente. Qui non posso interagire con una cippa di niente. Qui posso interagire solo con la serratura e con la porta, che ovviamente non si aprono. Allora forse devo tornare un po' più indietro, ma vabbè. Vabbè. Esatto, mi manca una specie di fusibile. E pensavo, cioè non mi ricordo se era qui nel reattore o indietro o dopo la prima missione che lo trovo in giro. O da qualche altra parte. Una cosa un po' nascosta, diciamo, che nel gioco proprio no. Eccolo qua. No, sì, boh. No. Ok, non è qua. Scrap. Ok, i barili non esplodono in questo gioco, grazie a Dio.
c'era qualcosa a che fare con le ventole. Avevamo già controllato qua prima, ma... Sa che c'è qualcosa che devo fare qua intorno. Dovevo studiare meglio questa parte. Sì, adesso parte lo spaccatutto compulsivo. Ok, ho guadagnato 72 cose per aver sfasciato una cadrega. Ho spaccato una carega, detto proprio in venetaccio. Parte proprio la rage against the environment. No, qua non c'è niente. Boh. Boh. Vabbè, non importa, dai ragazzi. Allora era solo per recuperare un'arma importante, molto utile, ma vabbè, faremo senza. Tanto mal che vada, ricomincio la partita. Tanto ormai ho già visto e tutta sta roba la condenso in 10 minuti di gioco neanche, quindi non è un grosso problema. Ok, allora usciamo da di qua. Sì, la dura vita degli NPC, dove vedono un pazzo furioso che arriva a prendere accettate tutto, anche i muri, nel loro bel rifugio, e non ci possono fare assolutamente niente, perché tanto sono NPC e gli NPC possono stare solo a guardare te che sfasci tutto di fronte a loro. Need any scrounge? No, ciao. Hey, traveler. No, non voglio parlare con te. How's it going? Ah, cazzuola. Lasciami in pace. Oh. C'è un canale, ragazzi, si chiama Viva la Dirt League, non so se li conoscete ma probabilmente sì, e lì c'è una serie che si chiama Epic NPC Man. Vi consiglio di darci un occhio fin dalla puntata numero 1 perché è veramente epico. Sono dei ragazzi che hanno fatto, neozelandesi, che hanno fatto sti video in live proprio e... sono davvero divertenti, vi fate 4 ghignate, come da un bel po' di tempo purtroppo non si riesce più a fare su YouTube. Infatti volevo anch'io alleggerire un po' i contenuti per star qui a farci 4 sghignazzate mentre giochiamo, mentre faccio le idiozie dentro i giochi. Ma comunque, dai, non pensiamoci più, pietrona sgarugnata qua e andiamo a vedere la prima missione e come si comporta. Tra l'altro le mappe in questo gioco sono completamente generate proceduralmente, quindi sembra che sia un po' sull'idea iniziale del Diablo, dei vari giochi procedurali. Soffrono un po' di linearità da quello che ho letto, però ogni walkthrough è sempre diversa. Un attimo Nemo che ti sblocco il commento. Sì, viva la Dirt League, guardate, davvero grandiosi quei ragazzi. Comunque, ok, adesso siamo in missione fuori dal World 13 e andiamo a vedere cosa ci prospetta il vero gameplay. Chiedo scusa per aver perso un po' di tempo al World 13. Allora, questo è un
Holy Sync Tonic, ok, viva, vai Tonic. Word 13 keycard. Ok, informazioni varie. Ok, what is the labyrinth? Ok, quindi qui penso siano anche informazioni importanti, magari facciamo uno screenshot che non si sa mai. E anche qui ragazzi, in questi casi qui fatevi degli screenshot di queste note o cose del genere che potete magari più avanti nel gioco tenervi sott'occhio in un monitor secondario, così dite ma cos'è che c'era scritto lì? Mi becco lo screenshot e via. Oh, questa è un'altra area che è un po' un pseudo segreto, secondo me. No. Okay. Andiamo a inguattarci tutto l'inguattabile, eccolo qui, anche qui vari journal, quello che sia. Ok, anche qui. Io adesso sono qui in live, quindi dopo nel caso ce l'ho in video. Se mi dovesse servire, ho tutte le cose scritte e posso riguardarmele con calma. Ah, il simbolo del teschio nella minimappa è il punto dove sei morto prima. Ah, ok. Ok, quindi ti fa capire dove sei stato smandruppato in precedenza. Ehi là. Ehi là. Ehi là. Armatura nuova subito così di pacca ed è anche viola. Andiamo a vedere che cos'è. Ok. Come l'equipaggio? Select slot, toggle slot. Ah, ok, berretto stupido. Ok. Back. Maglietta stupida o... questa è 25, quindi mettiamo questa. 13, 13. No, mi tengo questi. Sono un po' più bilanciato. E peso anche meno, perché c'è anche quello, ovviamente. Più il vostro personaggio è pesante, più è resistente, ma più lento cammina e corre. Guardate, siamo già più lenti di prima. Ok, questo non posso scassarlo. Sì. Esplorazione, rifare le mappe, lottare in giro, potenziare l'equipaggiamento, diventare più faichi e andare a fare le mappe più difficili più avanti. Ok. No, che fa? Dai. Abitudini maledette. Ok, l'ambientazione è proprio carina comunque. Ehi, chi è? Ok, mi piacciono i bound box come li hanno fatti. Stavo già sbagliando tutto. Scusate, gli hitbox dei mostri sono fatti abbastanza bene, almeno per il momento. Ecco, ok, ho provato la Roly Poly. Ormai è questo il suo nome, The Roly Poly. Che le facciamo anche noi quando ci alleniamo in palestra, non decisamente come le fanno i personaggi nei videogiochi, perché se provate a fare così nella realtà vi scassate il cranio, il collo e ci lasciate le penne. Ok, per il momento tutto molto tranquillo, miriamo in testa, un colpo e via. Ok, R reload. Ok, mettiamo l'arma più forte. Qua. Tutto regolare per il momento, ok. Sono i primi livelli, ci stiamo facendo le ossa e via discorrendo. Posso romperla? Yes!
Ok, la telecamera, da quello che avevo visto, pensavo fosse fastidiosa. Ehi. Ok, non posso aprire questa porta. Dicevo, la telecamera mi sembrava un po' fastidiosa così a lato, ma devo dire che sinceramente non è male. Ok, con un colpo si spaccano i vetri, col secondo colpo si uccide il mostro, buono a sapersi. C'è anche un po' di stealth, va bene. Non mi interesserà molto fare uno stealth play, però il fatto che ci sia è incoraggiante. Ah, che bene. Ok, devo prendere un po' l'abitudine con questi controlli, sono abbastanza distanti da quello che sono abituato. Oh, del ferro. E il ferro, o come diciamo noi qua, ferrasso, tradotto in ferraccio. Oh, un Tome of Knowledge mi ricorda un trait point. E vai, premi T per mettere un trait point. Allora, health, ok, stamina, non è mai male la stamina. Mod power generation, ci penserò un attimo dopo, sinceramente. Sì. Telecamera decisamente, per il momento, assolutamente non fastidiosa e non problematica. Ok, comincia a complicarci la situazione. Ok, adesso ho anche pochi colpi, è meglio che cambi un po' l'arma. Long range, quindi probabilmente era per l'altro tipo di personaggio. Io non so ancora come attivare sta... Ah, eccolo qua! Posso attivarla solo qui. Fica questa cosa. Mi curo a bestia. Penso che questa sia una cosa molto utile. Fantascienza, spazio, Odyssey, cazzo, ci sono ricaduto. Sì, dai, alla fine la passione per i giochi spazio c'è sempre dietro, ragazzi, se no non ci saremmo neanche poi conosciuti o trovati per giocare su Elite, che ovviamente Elite è Elite. Ah, ok, questo devo aprirla così, bene. Lootiamo tutto! Sì, perché adesso io sto giocando anche altri giochi, però la speranza di poter tornare su un giochino spazio è sempre dietro l'angolo. Ok, Mass Effect è un gioco che ho visto anche quello purtroppo un po' in distanza e mi dispiace perché vorrei avere un po' di tempo in più per poter giocare a tanti titoli che mi sono lasciato indietro. Purtroppo c'è anche un problema, e questo è una cosa mia personale. Sono gestiti da delle compagnie a cui io non ho voglia di dare tanti soldi, purtroppo non mi piacciono particolarmente quelle aziende e cosa volete, però sì, Mass Effect di certo hanno fatto la loro storia. Adesso vediamo un attimo di capire, perché mi sto perdendo con la mappa, perché chiacchiera. Ah, ci hai creduto che venivo a tirarti l'accettata. Ok, comparto audio non male.
Eccolo chi è. Si teletrasporta questo e anche tanti punti ferita. Ok. Questi sono tosti. Sono tipo degli arcieri o qualcosa del genere. Mi ricordano i vampiri di Sirius M4. Che fastidio. Mi stanno già dando fastidio i mostri che si teletrasportano. Guardate che fastidio che sono sti mostri. Ok, sì, davvero strapotente sta cosa. Evviva l'area di cura. Au! Quello mi ha preso. Sì, penso che spenderò il punto sui buff e cose così. Wait, chi è? Oddio, ce n'è un altro. E ce n'è un altro anche qua. Oh, hanno applicato bleeding. Oh, che casino è sta roba. Ok. Ok, sto un po' morendo. Serve trovare una posizione tranquilla per fare un po' di cura. Ok, mi piace questo power up. Anche se sto sanguinando a bestia, forse mi servirebbero delle bende per curarmi, che non ho ovviamente. Sì, ce le ho, 3. Ok. Premo sempre shift per fare il roly poly per abitudine a Guild Wars 2. Fin qua ci siamo arrivati. Però stesso devo spendere un trait point e lo spendo assolutamente in spirit. Ok, mod power regeneration più 7.5. Tu stai buono. Babba via. No, non è proprio buona questa cosa proprio per nulla. Ok. Sono sopravvissuto, non chiedetemi come, ma ce l'ho fatta. La stamina è fondamentale, assolutamente. Gioco vecchio che ogni tanto reinstallo e rigioco per lo stesso. Alan Wake l'ho giocato, devo essere sincero, sì, ma mi sono fermato quando sono arrivato alla diga. Purtroppo ho avuto altro da fare e mi è rimasto indietro. Red Alert, mamma mia, che ricordi. Command & Conquer, Red Alert, mamma mia. Un gioco meraviglioso che sì, davvero bello. Allora, andiamo avanti con la storia. Sono un po' preso male. Guardate il modo regeneration quanto ci mette e sinceramente why not? Me ne spenderei, non so, sono indeciso. Facciamo questa cosa. È troppo figo la possibilità di potermi rigenerare così velocemente premendo quel tasto che
Per il momento vado avanti così, poi boh, magari me ne pentirò, ma non lo so. Sì, anche se respiri dentro i Souls-like, ti va via la stamina. Ok. E dove dobbiamo andare? Non ne ho la più pallida idea. Sento mostri! Mamma mia che sonno stasera, ragazzi, sono proprio cotto stasera. Ah, ammunizioni. E le ammunizioni ci piacciono. Ah, il modo posso anche condividerlo con le armi? No, alcuni forse sì, ma questo no. Ok. Avrei dovuto comprare forse un po' di cure. Qui è dove momenti morivamo prima. Ferro. Ok, qui è dove non siamo andati su prima. Adesso andiamo via un po' conservativi perché ho davvero poca vita, nonostante quel power up, quel mod di cura. Oh signor. Ecco. Yeah, doveva succedere. Homeworld una volta l'ho giocato, sì. Ok, ci hanno sgarugnato. Però posso tornare al World 13? Sì, potrei tornare al World 13. Andiamo a sbloccare quella cosa. La famosa freccia nel ginocchio di Skyrim. I was an adventurer like you, but then I took an arrow in the knee. O qualcosa del genere, se non mi ricordo male. Quindi, yeah. Oh yeah, oh yeah. È diventato un po' un meme quella citazione. E ci sta. Then I took an arrow in the knee. Però noto una cosa, scusate ragazzi, che il mio faccione in questo gioco sta occupando una parte del monitor che non dovrebbe. Quindi visto che ci siamo, perché non andare a usare quella chiave? Tanto questi giochi sono così e così sono. Ok, spazio per attivarla. Ok. Scusate ragazzi, oh mamma mia, ho un sonno stasera che è devastante. Ok, Tome of Knowledge. Record additional photo ID check upon entry World 13, bla bla bla. Ok, ok, e usciamo. Molto Fallout questa cosa, liberamente ispirato a Fallout. Ma ci sta, non è brutto, ci piace. Allora, cominciamo a controllare qui se c'è qualcosa. Ok, vabbè, dati non mi interessano, ma mi interesseranno in futuro se abbiamo voglia di immergerci nella storia, può starci. Vediamo qui cosa c'è. Il tonic, sì, un bel tonic. Proiettore che posso attivare da di qua. No, non posso attivarlo. Oh, boh. Andiamo avanti, mamma mia.
Via. Ah, ecco i ward, sono molto simili ai vault di Fallout, proprio diciamo liberamente, come dicevo prima, liberamente ispirati. CPC 464 l'Amstrad col monitor a fosfori verdi, mamma mia che ricordi. Io su fosfori verdi ci lavoravo sui 286 all'epoca con i monitor lì, poi sono arrivati i monitor più decenti e oh yeah, però ci sta sempre il monitorone a fosfori verdi, non so cosa cazzo l'hanno combinato qui, mi sembra molto 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 stile Terminator questa bolla aperta lì sul pavimento, ci piace, quindi molti riferimenti a giochi e ad altre cose, ma non ho ancora uno schizzone di sangue, splash, ci piace. Per fortuna le bombole se le colpiamo non esplodono. Ok, quindi info e cose varie, ma non è quello che sto cercando. Sarà qui? Ovviamente quello che cerchiamo è sempre nell'ultima stanza. No. No. Mi serve una chiave? Il mistero si infittisce. Qui non ho trovato nessuna chiave da raccogliere. Penso sia dovuto ai primi CRT e come li facevano, quindi fosse un materiale facilmente reperibile e che il rorato di oh, ma dai, quindi questi tratti si sbloccano quando scopriamo cose e possiamo decidere di potenziare altri tratti oltre questi tre. Ah, quindi può essere che ci sia altra cosa. La Elder Knowledge, per esempio, ci dà un 1% di esperienza guadagnata quando guadagniamo esperienza, penso. Ok, ci può stare. Ok, ma non ho ancora trovato il fusibile da fusibilizzare l'area successiva. Qui ho trovato un trait point, un tratto proprio più che un trait point. Oh, alleluia! Alleluia, alleluia, alleluia. Finalmente ho il fusibilazzo. Bene, 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 bene. E adesso qui non devo fare altro. Sì. Ah, per fortuna qui le bombole non esplodono. Come si suol dire UPF, ultime parole famose. Fosfori verdi. Sì, 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 secondo me era più un discorso di parlato. Piano, 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 piano. Oh yeah. Era ora. Non vi chiedo neanche più scusa per gli sbadigli, tanto ormai lo sapete perché sbadiglio. Magari. Magari. Cosa abbiamo sbloccato qua? Una cippa di niente, cioè la possibilità di guardare quest'area sotto il reattore o qualcosa del genere. No, scherzo, abbiamo aperto questa porta importantissima, questa porta importante. Mamma mia, che cosa bruttissima che ho appena detto. Qui cosa troviamo? Oh, delle bendine, bandages, che sono davvero davvero utili e comode. Non giriamo mai senza bandages.
e questa zona dove non posso ancora arrivare. Perché devo spegnere tutto. No! Ok. Direte voi, ma si chiude la porta? No, l'ho aperta a mano, come cavolo fa a chiudersi? Guardate qui, ammo box, master key, frenzy dust, e qui dietro c'è qualcos'altro. Che probabilmente raggiungiamo normalmente da di qua. C'è qualcosa qua dentro? No. No. C'è qualcosa qui? Sì. Ammunizioni utilerrime. C'è qualcosa qui? No. Posso rompere qualcosa? Sì, le sedie. Ah, si vede che i dev hanno un odio particolare verso le sedie, quindi ce le lasciano distruggere. Ok. Questo sì. Ah, potevo usare il Dragon Heart prima per non morire così stupidamente, ma sono moruto stupidamente. Si impara, si impara, si impara sempre. Ecco qui quello che vedevamo dall'altra parte, un Tome of Knowledge. Cosa ho imparato? Un trait point, ok. Bene, utile. Un pseudo specchio. Ok. Mi manca sempre qualcosa. E non era questa sedia. Ok, però forse abbiamo spento tutto e non dovevamo. No bene questa cosa. Mamma mia, comincia a far caldo. Anche in un ambiente mediamente fresco come la mia taverna, comincia a far caldo. Eh sì, avevo praticamente spento la corrente dappertutto. Ok, mi serve un'altra chiave per attivare quella cosa. Ah, cazzuola, 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 cazzuola. Dov'è? C'è un altro item a cui sto dando la caccia qua sotto, ma questo molto probabilmente forse sarà qualcosa da fare più avanti. Dicevo, c'è un altro item che sto cercando qua sotto, ma sembro inabile a trovare. Ah, ok, ok, ok. Ho trovato la chiave forse per sbloccare una cosa che qui era chiusa prima. Vi ricordate che c'era una porta chiusa qua da qualche parte? Sì, 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 anch'io è stata una delle prime mod che ho caricato su Fallout, proprio quella per il peso, che comunque player set, com'era? Player set AV, mod AV, carry weight 500.000 ed eri a posto, non te ne preoccupavi più. Dov'era? Ah, le sedie, sfasciamo le sedie. No, queste non danno scrap, peccato. Oddio, vi ricordate che c'era quella porta chiusa che mi richiedeva una chiave che forse ho trovato? Dov'era?
C'era una porta chiusa che non riuscivamo ad aprire, vi ricordate? Che sta qua sopra? No. Beh, ragazzi, chi di voi aveva giocato il gioco Gothic o Gothic 2? Lì non c'era proprio il limite di default nell'inventario, era una figata e potevate caricare di tutto, peggio che Monkey Island proprio, cioè della serie tipo Monkey Island scansati proprio. Ok. Sto cominciando ad alterarmi che non riesco a trovare questa cosa, ragazzi, perché non va bene. Ah, forse era qui in fondo. Sì, può essere qui. Sì, Ciccio, è chiusa, l'abbiamo scoperto prima che era chiusa. Oh yeah! Finalmente, era proprio questa. Sì, anch'io sono convinto di questa cosa. Gli inventari dovrebbero essere submachine gun. Oh yeah. Comunque molto più estesi, obbligarci ad andare avanti e indietro è solo un'inutile perdita di tempo. Ok. Allora, proprio questa stavo cercando. Ok, X change mode. Ok, proprio quest'arma stavo cercando. No! Ste abitudini degli altri giochi. Questa è un'arma davvero utile. Mangia un bel po' di colpi, ma fidatevi, vi sarà utile. Che guardate dove cazzuola stava. È lì. Ok, andiamo a riprendere un attimo il gioco. 1 ora e mezza, dai. Mamma mia. Ci vuole sempre un po' di tempo per riprenderli sti giochi qui. Comunque, quello che dovevamo fare qui l'abbiamo finalmente finito, quindi questo è un consiglio. Sì, fate la prima parte della missione, prendete la card, sbloccate quest'arma qui e poi tornate subito in partita, perché è un'arma che dicono essere molto utile e vi servirà tantissimo in futuro. Ok, torniamo a L1, Piranha Byte pure Risen, sì. Però si sono un po' persi quei ragazzi lì, devo dire, dopo un po'. Gothic 1 e Gothic 2 sono stati 2 giochi meravigliosi, molto lenti, perché molto lenti, però una storia apprezzabile, grafica lasciamo perdere, però erano stati interessanti. Dai, adesso le proviamo le bombole se esplodono. Ok, torniamo al last checkpoint, absolutely. Dopo aver sprecato risorse a destra e a sinistra, perché su 1, 2, 3, 4 non ho più il cambio d'armi, abitudine da Serious Sam, invece qui stiamo giocando qualcos'altro. Search City for a lead. Cerca la città per una guida, or lead, per un piombo. Ok, c'è una stanza che non ho esplorato però. Sì, no, ce l'ho già esplorata prima questa. Dai. Adesso siamo più fichi, siamo più equipaggiati un po' più meglio. L'unica cosa... Quasi quasi spendiamo un po' di punti in esperienza, che andiamo su un po' più veloci, che dite? Quel peletto più veloce non mi dispiacerebbe. Ok, ho ancora un trait libero. Vabbè, me ne tengo sempre uno a disposizione, non si sa mai, magari potrebbe essermi utile per qualcosa. Dove cazzuola è che si usciva? Di qua? No. Lì c'era il checkpoint. Sì, di qua, si usciva di qua. Eccolo qua, mamma mia, che trip. Ok, davvero utile quest'arma. Ok, quindi i mostri sono respawnati tutti praticamente. Ok, buono sapersi.
Ancora. Niente, no, io la sbaglierò sempre questa cosa. XCOM, mamma mia, XCOM, ragazzi, mi fate una domandona su uno dei miei giochi preferiti. Quanto ci ho giocato a quel gioco? XCOM Apocalypse, poi non ne parliamo. Increased earning experience by 30%, bello. Sì, e adesso si muore con più stile. Appunto. Però ho anche un po' di più colpi, un po' di più armi, quindi... Sì, devo fare estrema attenzione ai comandi perché sono abituato a Serious Sam, come mi avete visto giocarlo nelle puntate precedenti, ed è un po' un casino. Ok, fin qua ci eravamo arrivati anche prima. Ho risvegliato praticamente tutto il mondo di nemici. Ok, anche questa cosa della mira devo abituarmici. E tu, ciao amico. Devo dire che i nemici e i mostri li hanno fatti proprio bene. It's over. Ok, meglio di prima. Sì. Qualche dev si vede che aveva un odio particolare per le sedie. Mi sono spaventato dalla mia stessa ombra. Perché le sedie danno un sacco di roba. Sto tipo allertando tutta la mappa di mostri e di nemici, ma non importa, va bene così. Ah. Bella questa cosa, vedete? Quando sparate sul muro viene fuori il pallino rosso. Una cosa che si vede raramente, devo essere sincero. Ok. Ok, ci sto cominciando a prendere un po' la mano. I mostri si danneggiano tra di loro. Se non si danneggiano comunque si colpiscono e si stunnano tra di loro. E ci piace. E dai! Volevo mettere quest'arma e ho premuto 1 perché è l'abitudine a premere 1, no? Ok. C'è qualche altro ciccio panzoide qua? No, bene. Se cado giù mi faccio male? No. Da lì almeno no. Bene, ci sta. Sì, per sto giro devo ricordarmi delle fiaschette con la Q, assolutamente, grazie, perché... Vediamo se possiamo risparmiare un po' di colpi. Ok. Ehi là. Non male. Riusciremo a finire almeno il primo livello? Aia. Neanche a dirlo.
No. E se sparate sui cadaveri non fate danni. Difficile anche gestire il recoil di quest'arma, o altresì detto il rinculo. Ok, sto ancora bleeding. Allora, impariamo ad usare i bandage. Ok. E impariamo a curarci anche con questo. Ok. Ok, allora diciamo che il modo dell'arma di cura è figo, ma ci mette veramente una vita e mezza a ricaricarsi, giustamente. Che vogliamo essere i supereroi? Stiamo mica giocando a Fallout qua. Se un gioco è difficile, deve essere difficile. Quello mi ha preso, ma ho voluto... Che fastidio che sono quei cosi là in fondo. Davvero, davvero un fastidio. Ah, quanti sono? E dai, e poi? Maledizione alla ricarica. Ok, fuori uno. Via, 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 via. Cambio arma. Ma dai! Ma... Yes! Fastidiosetti questi besti, eh? Avete visto come ho premuto uno di nuovo? Ho finito munizioni. Ho finito quasi tutti i munizioni. Uno da solo, quando prendete il tempo lo fate anche fuori, ma ne vengono fuori 4 o 5. Vabba via. Altro che porco spino. Sì, 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 meno mostri alla volta è, meglio è. Giustamente anche. Già la prima missione è tosta e la cosa ci piace, ma ci servono più giochi così. No? Ma sbaglio o ho fatto una scivolata? Ah sì, c'è anche la scivolata. Se corriamo e premiamo in basso, facciamo una scivolata. Fico.
Comunque piano 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 e con calma. Ok, un po' di munizioni per l'arma di base. Oddio, ce n'è un altro di quei cosi lì. Pazzesco. E avanti. Dai, tirami ancora le frecce. Ok. Sì, questo power up di cura può essere utile. Quando magari lo potenzieremo lo faremo diventare un po' più veloce nella ricarica. Sì, un puntaspilli mi hanno scambiato per un puntaspilli quei maledetti. Dai. Ai! Mai sottovalutare neanche un stupido dei mostri. Quello ha fatto molto male. Quello ha fatto parecchio male. Mi tocca sprecare un altro. Mi tocca sprecare un'altra cura. Sempre se decide di ricaricarsi. No, allora, stavo andando per di qua. Qua c'è qualcosa? No. Absolutely niente. Ok. E si è riattivato il power up. Oh, mi sa che devo andare giù per di qua. Ho questa vaga sensazione. Il timing non è nelle mie vene oggi. Il timing proprio non c'è. Proprio non c'è. E poi ci sono anche brutte abitudini, tra virgolette, derivanti da altri giochi. Come mi sono sprecato 3 miliardi di cure prima, così buttandole proprio al cesso. Ma vabbè.
Sì, sottovalutare nei Souls like è morte certa e sicura. Mai farlo. Forse mi aumenterà un po' la stamina. Vedo che ne uso parecchia. Ah, c'è una luce? Andiamo, vai verso la luce, mi dicevano. Segui la luce, ti dicevano. Va bene. Ok, dai ragazzi, allora la prima parte di Remnant from the Ashes l'abbiamo fatta. Sì, dovrò fare un po' di upgrade, un po' di potenziamenti e cose varie. Posso... Oh, bello, posso anche tornare indietro. Abbiamo anche un checkpoint qui vicino, quindi posso anche rigiocare le mappe. Ok, qui ho ricaricato il Dragon Coso. Ah, ok. Sì, va bene, ok. Allora io da qui posso... Ah, perché da qui magari torno al world o da altre parti, anche se sono già avanti con la storia. Esci dal dungeon, torna al world, sì, è tutta una serie di cose. Interessante, interessante. Ok, è interessante. Vabbè, sei nelle fogne. Pensi che profumi di mughetto? Che brutto mostro. Ok, quindi già tipo dopo il primo livello abbiamo subito il livello nelle fogne. Ok. Funghi esplosivi. Oh yeah, ci mancavano. Sì, devo dire che questa submachine gun, dove ho visto quella mini guida che consigliava di prenderla all'inizio, ci avevano proprio ragione. E devo dire che le armi sono proprio fatte molto bene. Dovete gestire il rinculo. Le uniche parti un po' fastidiose sono... Ecco appunto. Quando avete la telecamera per esempio girata così. Però bisogna imparare a gestirle, dai. Oh! E quello chi è? Ok. Lì non gli faccio niente, spreco solo munizioni. Qui sono bloccato. E vai, yeah. Ok, penso sia il primo mini boss o primo boss da affrontare. Ah. C'è sempre un macellaio con due mannaie, sì. Sì. Devo rifar tutto? Sì. Ok, mi sa che su quella parte ci perderò un gran bel po' di tempo.
sono disegnati in testa questi cosi. Ok, mi sono avvelenato con qualcosa. Ah. Ok, mi mancavano i kamikaze alla Sirius M. Devo capire cos'è quel root rot. È tipo radice marcia. Ok. Vediamo di combinare qualcosa sto giro. Non è venuto fuori gli abbiamo fatto talmente tanta paura che quel mostro non verrà più a romperci i maroni. No, non penso proprio. Ma davvero non c'è più dov'è il boss? Se il gioco me l'ha tolto perché non sono riuscito a no, eccolo là. Eccolo là. Ecco qua come lo sconfiggiamo. Yeah! Yeah, grazie panchino, qualsiasi cosa tu sia. Sì, le ho usato qualcuno di tratto, adesso vi faccio vedere. Ed ecco come sconfiggiamo il primo boss. Dovete sconfiggerlo qui, perché lui per attraversare questo diventa vulnerabile, gli sparate 2 o 3 colpi, passate di là e lo sconfiggete. Yeah! Che è sta roba? Drifter's Mask. Vediamo, Armor 14, divento molto più pesante. Guardate, weight addirittura 8. È perché è per, eccolo qua, per Wanderer e bla bla bla. Ah. Ok, forse mi conviene tenere il cappello. E forse mi conviene anche questa. Guardate che roba. Sì, poi mi hanno dato dei trait, ne ho già messi alcuni, tipo un po' su Spirit, per la mod Power Regeneration, che o l'Elder Knowledge per avere un po' di esperienza in più, eccetera eccetera eccetera. Quindi sì, ho messo qualche tratto. Allora, se torni al falò o muori te lo ribecchi. Mi sa di sì. Però almeno adesso ho visto come sconfiggerlo. Quindi ci basta sfruttare quell'elemento lì e andiamo a sconfiggere anche il primo boss, o questo elemento qui. Oddio, cosa mi avrò lasciato indietro? No, quello è un... no. È loot. È loot quella roba lì. Dotoki de ferro, come si dice in zona. 2 pezzi di ferro. 2 pezzi. Già 2 ore, ragazzi. Ho aumentato la durata delle dirette da 1 ora a 2 ore. Mamma mia. Oh. Ciao amico. Addio amico.
Ti ho visto te, non pensare che non t'ho visto. Ok, ne vanno via di munizioni con quest'arma che è una bellezza, però ne danno anche tante, quindi si bilancia un po' la cosa. Cos'è? Red Dead Remnant. Sì, non c'è neanche tutti i torti. Chi è? Chi è? Un altro mostrone? Subito così gioco. Wow. Wow. Creiamoci un'area di cura qui. E non serve un cacchio l'area di cura. Quello come lo facciamo fuori? Che sono praticamente moduto. Ah, ci avete provato. La mod duration che abbiamo messo prima ha dato i suoi fruttini. Babba via. Però è fatta, dai. Oh yeah. Do ciò di de ferro veggio della meccanica de precisione. Yeah. Ok, un altro 3 hit point. Dovrò cominciare a spenderli un po' prima o poi. Sì. Ne ho 4 di disponibili e sinceramente non so dove metterli. Non so se aumentare un po' la vita, un po' la endurance. Allora, questo visto che per il momento mi è molto comodo, quindi ne metterò uno qui e... Sento rumori. Penso di puntare un po' di più sulla velocità e sull'agilità con sto personaggio, quindi magari mi metterò armature meno pesanti o qualcosa del genere. Quindi magari dopo metto un po' la endurance che potrebbe essere comoda. Ma a momenti ci hai provato, Comunque vabbè dai, dopo vedremo un attimo come mi gira di impostare un po' questo personaggio, come vedremo anche qualche altra partitella. Comunque dai, figo, il gioco vi dico sinceramente mi piace abbastanza, il gameplay è fatto bene. Io sono una scarpa ad usare questi cosi. Arriviamo al prossimo checkpoint e poi mi fermo perché anche sto finendo un sacco, sto finendo i colpi. Quei bestie non hanno mollato giù munizioni. Ok, appena detto, grazie. E dai, un altro.
Sai che devo fare un aggiornamento sulle armi o qualcosa del genere perché non sto facendo molti danni. No, pensavo che fosse già arrivato. Vabbè, dovremmo riuscire a farcela comunque. Evviva l'area di cura. Ok. Beh, dai. Ok. E qua sto cominciando a non pentirmi di non aver preso il tizio a lungo raggio, perché... Metti i tratti perché sono livelli di riuscire a pratica e tratti di livellamento al PG, sì, ok. E ne hai 3 ora da piazzare, sì, ne ho un po' ancora da piazzare, 3. Esattamente, non so, sinceramente sono indeciso, non so dove andare a 10%, questo mi va bene. Non so, sono un po' indeciso sulla cosa. Però a sto punto si è disconnessa la chat di nuovo, ma si riconnetterà? Un attimo che la riavvio manualmente. E... posso avere un checkpoint? Grazie, che vorrei andare anche a letto a dormire. Se dovessi interrompere qua il gioco mi riporta al checkpoint di prima, devo rifare tutto, vero? L'avevo quasi scambiato per un mostro quella roba. Dai, datemi un checkpoint, vi prego. Ok, niente checkpoint. Che succede? Un attimo ragazzi, controllo la cabina di regia che si è impiantato qualcosa. Oh, ok, ecco qua, mi è tornato tutto. Devi ingegnerizzarle, scansate... Domani smetto, lo giuro. Il gioco salva solo Alpha Loss, se ti blocchi qui potresti perdere tutto. Temevo questa cosa. Però vedo la luce, premo la luce. Speriamo che mi diano un checkpoint. Sì. Oh, grazie a Dio. Quindi, yeah. Direi che ci siamo ragazzi, perfetto, siamo a posto qui su questo Souls-like chiamato Remnant from the Ashes, quindi vi dirò, a prezzo pieno non lo pagherei. Allora, il gioco è bello, tutto quello che vuoi, ma 50 euro e passa per il gioco più espansione e tutto il resto sono un po', diciamo, un po' tantini, visto il mercato corrente. Se lo trovate però in offerta, come mi è capitato a me su Steam, ogni tanto va in offerta, decisamente 35 euro per gioco più espansione è un buon valore, quindi vi dico, per il momento mi sta piacendo, è abbastanza difficile, bisogna temporizzarsi bene, imparare bene tutti i controlli e... Devo dire davvero sì. E una bronza coperta come da titolo, per il momento assolutamente sì. Poi nelle prossime puntate vedremo anche qualcosina un po' più avanti. Potenzieremo un attimo sto ciccio panzoide col cappello in modalità Red Dead Redemption e vediamo un attimo cosa ne verrà fuori. Oh, ecco. Il boss. Questo è il boss di fine livello, penso.
Sì, è proprio lui. Ha un range bello esteso. Oh. Scusa, se ho messo piede a casa del mostro. Dai, proviamo a farcela. L'hanno regalato su Epic. Dai, non sapevo questa cosa. Beh, meglio così. Ti ci puoi divertire abbastanza parecchio. Ah, ok, scendere da uno scalino vi blocca questa operazione. Ok, buono sapersi. Au. Scusate, connessione a trote. Ora riparte. Ok, niente, dicevo come andare a affrontare un tirannosauro con un taglierino. Vabbè, che secche che mi ha tirato. Sì, no, non va bene, non va bene. Devo trovare un altro modo per affrontare questo coso. This isn't looking good. Sono tornato indietro? No! Dove sono andato? Sono tornato indietro. Ma no! Devo tornare indietro. Devo andare avanti. Ok, troppa fretta. Ah, ok, bleeding riduce il danno e... ok. Bello che posso anche tornare indietro comunque, eh. Non è male questa cosa. Vabbè, visto che ci siamo, cerchiamo di farlo sto boss. Faccio un'ultima prova, vediamo come va. Sa che devo dare un po' una pulita al livello prima. Magari cercare qualcosa a mio vantaggio. Tipo un'area un po' più... Dai. No, questo non si fa. E dai ancora! Brutte maledette abitudini orribili. E quello da dove veniva fuori? Ah sì, c'erano anche... vabbè. Ok ragazzi, dai, direi che ci siamo. Non... Sono troppo stanco per mettermi a scannarmi con quel bestio, quindi pace e tranquillità. Questo è questo, che dopo magari alla fine cosa fate? Ok, non ce la fate, e dite, magari metto un puntino in endurance, ok, ho un po' di staminchia in più, magari metto un puntino in vigor, ho un po' di vita in più, poi magari mettete un puntino qui, non lo so, ma magari anche qui, top, ok. O magari tornate al World e cominciate ad upgradare le armi, perché quelle che ho adesso sono ancora quelle di base e non va bene, non fanno per esempio abbastanza danni per poter affrontare quel ciccio panzoide. Ho sbagliato porta di nuovo.
Non ho voglia di rimettere i tratti dopo. Andiamo a farci scassare di nuovo. Sì. Ah, ok. Sono le meccaniche aggiuntive del boss che quando arriva lì dopo si incracchia e succede qualcos'altro. No, decisamente no. Ma sbaglio ancora, cioè, faccio ancora veramente errori da nabbo. Tipo adesso. E non dovevo usare l'ascia lì, volevo sparargli. Io sono abituato a premere a sparare, non devo premere mira per sparare, devo seleziono l'arma e sparo. Sono brutte, sono le abitudini da giocatore di FPS. E da giocatore di FPS quella frazione di secondo lì è stata vitale nella mia morte. Devo fare un'altra maglietta con questa citazione. Quella frazione di secondo è stata vitale nella mia morte. Perché? Perché se spaccavo quel fungo esplodeva, non mi faceva male, stunnava il boss e io avevo il tempo di scappare, ma così non è stato. Dov'è? Qualcuno lo vede? Bello anche che il boss sia sempre in giro e non sia mai sempre sul solito posto. Male mi ha causato. Ok, ci vorrà molta pazienza. Cosa ho appena detto? Cosa ho appena detto? Io premo per sparare, invece devo mirare e sparare. E questa cosa... Ma signore santissimo, ragazzi, non avete idea di quanto mi fa girare i maroni. Cioè, seleziono l'arma, sparo. No, che devo fare così per sparare. Questo è una cosa che non mi piace. Ci si abitua, è una meccanica a cui ci si abitua. Niente da dire. Ma da giocatore di FPS è una cosa estremamente a cui non sono proprio in nessun modo abituato. Avete qualcos'altro da tirarmi addosso? Muoro lo stesso per qualche motivo. Sono stato infestionato da qualcosa. Sto per premere Alt F4, ragazzi, ve lo dico. Sto per premere Alt F4. Bisogna avere pazienza. No, più che altro quello che mi fa girare i maroni non è il gioco, è quel comando maledetto mira spara. Quello è quello che mi sta mandando via in bestia più di qualsiasi altra cosa.
Di nuovo, io mi giro per abitudine, no? Mi giro per sparare, memoria muscolare. Se nei livelli non difficili questa cosa vi riesce, dopo, dove c'è un po' di stress in più, quando parte la memoria muscolare, questa cosa non vi riesce più. Cosa cazzo gli è passato per la testa di fare sta roba qua? Cioè ci sta il tasto di mira, ma vabbè, boh, dopo vabbè, ogni tipologia di gioco ha le sue. Questo ha questa e le madonne si sprecano. Ma scusa, sono dietro. Sono dietro una cazzo di grata. Come fa a colpirmi dietro una cazzo di grata? Ah, Fly! Ah, eccolo qua, l'avete visto. Di nuovo. Ok, che succede adesso? Ok, sto sanguinando, non ho niente per curarmi dal sanguinamento. Cioè, datemi il tempo di curarmi, cazzo! Sì, i muri e te ti bloccano, a loro no. Ma non solo, allora, il Q, quel Dragon coso è troppo lento, cioè... No. Ci vuole, cioè... No, è troppo lento. Pum! Via! Curato. E adesso è merda alta. No, non posso più risalirci. Pensavo di poter sfruttare quel pezzo di terreno come abbiamo fatto prima o qualcosa di simile. Dai, ricarica! Basta. Ragazzi, prima che spacco qualcosa, che vedete un monitor volare, una telecamera oscurarsi, è meglio che ci salutiamo. Sono 2 ore e 24, questo boss magari lo affronteremo un po' la prossima volta, o mi troverete su una partita dove l'ho già sconfitto. Basta, davvero, adesso ci riprovo un'ultima volta nei titoli di coda e... Amen. E sì, se non riesci a sconfiggerlo perché non sei ancora pronto ad affrontarlo, assolutamente d'accordo. Non esistono scorciatoie, almeno la prima run. Esatto, bisogna spaccarci il muso davanti, di fronte, imparare tutti i timing e tutte le meccaniche di gioco. Di certo c'è una cosa che sto odiando particolarmente, che è questa meccanica dell'arma. Tasto destro spara. Questa la sto odiando in una maniera che non avete idea, come anche 1, 2, 3, 4, la selezione là in basso dei tool, non ho la selezione, cioè... Dev, mettetevi d'accordo su queste cose. Un giocatore ha 1, 2, 3, 4 la selezione delle armi e dopo a parte Q, E, R, T, F, G, H, quello che sia la selezione di eventuali item aggiuntivi. Per piacere.
Se premo sparo, sparo con l'arma che ho in mano. Quando cambio arma e via. Ok? Purtroppo questi giochi nascono da sviluppatori console che fanno il porting per il PC e sono assolutamente ignoranti, mi dispiace dirlo, ma quello che è sul monitor sono assolutamente ignoranti di come funziona un FPS su PC, per cui abbiamo questi controlli che, seppur presi singolarmente, tolta tutta la memoria dei giochi precedenti, possono anche andare bene. Ma noi giocatori che abbiamo giocato sul PC per anni con queste configurazioni, trovarci a dover imparare questa cosa qui è devastante. Come sentivo, cioè, le prime 2 ore di gioco sono importantissime. Se voi volete che la gente compri e suggerisca il vostro gioco, nelle prime 2 ore di gioco dovete fare queste cose e dovete farle perfettamente. I controlli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le armi, item su altri tasti, ok? E quando premo sparo, sparo con l'arma che ho in mano. Se volete mettermi un'arma melee, ok, quindi a corpo, mettete un tasto dedicato per l'arma corpo a corpo. Posso mettermelo sul mouse, posso premere F, posso premere E, posso premere Q o quello che sia. Ok? Per tutto il resto il gioco è molto bello, solo bisogna abituarsi a ste menate di controlli che, per chi come me è abituato agli FPS, mouse e tastiera classici e ci sta gioca da sempre, tirerà le tastiere sui muri quando succedono. Comunque sì, puoi cambiare i tasti, infatti poi magari andrò a vedere come cavolaccio fare questa cosa, però non penso che posso fare molto a riguardo, perché tra l'altro, giusto per dire, come vedete i controls, l'icona è un gamepad, cioè io ho una tastiera, ok, e ho un mouse. Adesso non riesco a farvelo vedere, ma sì, e ho un mouse, ok? Quindi, cari dev, quando fate le versioni per PC, rispettate un po' di più i giocatori da PC. Questo è il mio commento, ma non vale solo per Fan World, qua, chi è che ha fatto sto gioco, e vale per tutti i dev. Smettetela di trattare i giocatori da PC come giocatori da serie B, a cui fate sti porting e mettete sti controlli che non hanno assolutamente nessun senso. Item slot 1, 2, 3, 4, infatti eccoli qua, e andrò a riconfigurarli assolutamente. Il problema è che la meccanica di sparo non cambia, è sempre quella. È sempre quella, quindi devo tenere premuto di qua e di qua per andare a sparare. E questo non va bene. Ho l'arma, clicco e sparo. Clicco e sparo, è automatico, è un automatismo che ho da sempre. Comunque vabbè, dai ragazzi, adesso queste sono le lamentele che ho su questo titolo. Per il resto il gioco si presenta abbastanza bene, la grafica è carina, il gameplay è abbastanza bello, a parte sta menata a cui bisogna abituarci, è molto difficile anche in versione normale, quindi per tutti voi che seguite questa tipologia di giochi, è un gioco che vi consiglio di provare, almeno se lo trovate in offerta, oppure se su store di Epic lo dovessero rilasciare a free. Detto ciò ragazzi, grazie a tutti per aver seguito questa lunghissima diretta su questo gioco, e cos'altro dire? Buonanotte, buon divertimento, ci vediamo alla prossima. Virus 101 vi saluta con il suo ormai consueto transmission out.